F si affrontano Cioli Riccia e AP Calcio 5, gara importante per entrambi, si dovrà continuare a confermare l'AP Calcio 5 qui ospite al Pala Kilgore, 6 vittorie su 6 gare giocate. Applauso per anche il Cioli Riccia, qui dei tifosi, sono a 8 punti, dovranno provare a saltare e arrivare al quarto posto. Vediamo cosa succederà oggi. Strette dei capitani, pugno anzi dei capitani, anche con la terna arbitrale in maglia bianca, ospite da sinistra vediamo l'AP Calcio 5, a destra invece in maglia blu elettrico il Cioli Riccia, e qui di casa sceglie il campo destra, quindi attaccherà da destra verso sinistra. Applausi del pubblico, è tutto pronto qui al Pala Kilgore. Pubblico delle grandi occasioni qui al Pala Kilgore, intanto ancora Gaetano che sfila dall'altra parte sulla sinistra, prova l'attacco, prova adesso benissimo sulla sinistra, ottima la doppia finta, prova il tiro, murato ottimamente il tiro subito del numero 6 De Crescenzo dopo l'attacco di Scheleschi Gomez, già un pericolo da parte dell'AP Calcio 5, subito solo 8 gol in queste prime 6 gare. Dietro ancora fida bene al numero 1 Morais Gomez che da lunga De Crescenzo si libera bene, prova la palla, il tiro, la parata, il gol, anzi scusate, l'aveva toccata di poco Tomaino, manda in vantaggio il numero 7 Frosolone, l'AP Calcio 5. Qui al Pala Kilgore, vantaggio AP Calcio 5 dopo appena 4 minuti, 3 minuti anzi e mezzo. Bonetti intanto se la fa rubare, attenzione, prova il tiro, la parata, messa in angolo a favore del AP Calcio 5, 2 minuti fa. Intanto adesso riesce a tenere la sfera di Crescenzo, la lunga da Gaetano che rimette dietro da Morais Gomez. Nuovamente Scheleschi Gomez, l'1-2 con cosa, c'è un tocco, non c'è fallo secondo l'arbitro, va a infrangersi sulla difesa, intanto si ferma e mette fuori Guaiarini, sportivamente applaudito anche dai tifosi. Mette addosso a Frosolone, si sale, ancora Caci prova a dimenarsi in mezzo a due, non riesce a uscire fuori, la palla dalla parte opposta, il tiro ed è il gol, 2-0, tutto molto facile. Scheleschi Gomez mette a segno il doppio vantaggio per l'AP Calcio 5, siamo al 15esimo, siamo a 15 minuti al termine del primo tempo, c'è ancora tanto da giocare e appunto time out per il Cioli Riccia. Bonetti trincia Cioli, prova il tiro, esce fuori quasi un assist, prova ad andare avanti, c'è vantaggio adesso Frosolone, allarga bene il tiro, la parata bene di Tomaino che allontana sul numero 8 Sferragatta, rimessa laterale che sta per essere battuta nella metà campo avversaria al Cioli Riccia da parte dell'AP Calcio 5. Ricordiamo doppio vantaggio, 14 i minuti ancora da giocare al termine di questa ripresa, c'è lo scambio De Crescenzo mezza a due, Caci riesce a tenerla, De Crescenzo grandissimo numero sotto la vostra postazione, il tiro finisce fuori, si arrabbia Caci per mancato raddoppio, ma questa di numero 6 De Crescenzo, una grandissima giocata. In avanti c'è intanto una spinta, non vista l'arbitro, intanto il tiro, il gol del numero 11 Duarte, spinta che l'arbitro non ha fischiato, è stata probabilmente fortunosa questa decisione perché poi è arrivata la palla a Duarte che con una gran puntata sulla sinistra ha insaccato la sfera e riapre la gara il Cioli Riccia. Si ricomincia da Zafra, punteggio che viene accorciato, 1-2, recupera un gol il Cioli Riccia, vediamo se riuscirà ad aprire le speranze e trovare un po' di sicurezza soprattutto nella manovra offensiva. Attenzione il tiro, gol, niente da fare, anzi indicata, errore difensivo, stato seguito da Cola, mette a segno il 3-1 che azzittisce il gol del Cioli. L'AP Calcio 5 ad opera del numero 17 Natale. Si riparte da una rimessa, Gaetano tanto ancora, bene per Natale che alza la testa, ancora Gaetano, si libera bene, buono il palleggio
della capolista, che adesso se ne va bene con Scheleschi. Gomez in mezzo a due fa quello che vuole, sembra tutto molto facile per lui. Bene, intanto il giro palla da Picalcio a 5 che sembra aver preso sicurezza. L'errore, attenzione di Duarte che la dà però alta su Caci, poco precisa, sarebbe stata più utile una palla rasoterra. Si perde anche da Picalcio a 5, primo tempo che vede errori da entrambe le parti. Qui sbaglia meno, probabilmente la vince. Il tiro intanto non arriva, Caci sul tiro di Pires. Ottima il contrattacco del Cioli Ariccia che dimostra essere ancora vivo. I secondi, questo probabilmente sono le indicazioni del mister. Intanto Rosolone per Gaetano, De Crescenzo filtrante bene, dove però c'è un buco. Tomaino mette in angolo sul tiro di Gaetano. Time out a favore da Picalcio a 5 che vuole un attimo riunirsi e gestire meglio questo vantaggio. Negli ultimi minuti ha visto qualche azione di troppo del Cioli Ariccia. C'è adesso ancora Gaetano in mezzo a due. Bene, intanto Duarte che gliela toglie, allontana, va Frapra, prova a uscirne. Intanto De Crescenzo, il tiro, la parata ancora di Tomaino, questa era pericolosa, attenzione anche questa, il tiro ancora Tomaino su De Crescenzo. Straordinari già pagati, praticamente già affrontati da parte del portiere del Cioli oggi. De Crescenzo dietro a favore di Natale, la palla tolta bene da parte di Serva, anche la recupera, il tiro adesso nulla di che ma comunque velenoso, messo in angolo da Gomez. Calcio d'angolo, il tiro, attenzione la parata miracolosa di Moraes Gomez su Bonetti che gli dice no a questo 3-2. L'ultimo minuto, gli ultimi secondi al termine del primo tempo, 31 secondi prima della fine di questo primo tempo. La palla arriva a Scheleschi Gomez che anche lui non ha fretta, però il tacco per Natale lascia tempo di gioco a favore degli uomini in maglia bianca che girano ancora. Natale, la palla allargata bene sotto la nostra postazione per De Crescenzo che a Dominioni si difende bene la sfera, la palla per Gaetano che la incolla al piede. In gestione di questi ultimi secondi, ne mancano esattamente 4 al termine del primo tempo. Gaetano la rimette, la restituisce agli avversari, ne passano 4 e finisce così questo primo tempo. 3-1 per la squadra in trasferta capolista a Picalcio a 5 che dimostra non a caso di avere solo 8 gol subiti e 51 fatti. Qui intanto dal Pala Kilgore per questo primo tempo è tutto pronto per il secondo tempo. Subito Ariccia, possesso, Duarte scambia con ancora Dominioni, ancora Duarte, Bonetti dietro Quagliarini, la pacca Scheleschi e numero 7 Filo Rosolone. Fatto rimessa laterale e lo ferma così Gaetano, che continua a rubare palloni, frenare le avanzate avversarie. Rosolone intanto dialoga con De Crescenzo. Scheleschi qui sulla sinistra centralmente, cerca di Gaetano, prova a uscire molto bene Bonetti, prova il tiro violento e con la conclusione ottiene un angolo. C'è intanto Quagliarini che si perde per un attimo il pallone, palla restituita dietro a Tomaino, centralmente per Dominioni che affida ancora Quagliarini. Duarte, palla intanto il tiro, la palla passa in qualche modo, deve far gli straordinari anche Moraes Gomez su questo tiro dal possesso a Picalcio a 5. 3 i minuti trascorsi in questa seconda parte di gara. Vediamo se riuscirà a accorciare le distanze e a riaprire la gara al Cioli Ariccia che sembra crederci qui in casa, sempre voluto fare belle figure con squadre
di alta o di bassa classifica. C'è tanto bene la giocata di Skeleschi, ma la gran prodezza è anche quella di Tomaino che mette in angolo. Natale ancora per la giocata ottima, adesso il tacco, il tiro, il gol di Zafra con una gran giocata in coppia con numero 6 De Crescenzo. 4-1 a Picalcio 5 che adesso prova a mettere in ghiaccio la gara. Skeleschi ora il giro palla, sfera gatta, Skeleschi, Picalcio 5 che è sicuro adesso di questo vantaggio, gioca con tranquillità la palla, adesso il tiro di Cola, buono comunque, applausi per l'incoraggiamento per questa azione d'attacco della Riccia. 35esimo minuto che sta per scoccare, c'è tanto in avanti l'incursione, prova Pires, bene la giocata in mezzo a due, riesce a tirare, c'è l'allontanamento della sfera da parte di Moraes Gomez, buona la giocata di Pires, qui inquadrato, Tomaino, ora Dominioni, scusate, c'è intanto De Crescenzo, la palla dietro, Zafra, il tiro, il gol del Picalcio 5-1, chirurgica questa azione sotto porta, a mettere a sedere il portiere, non può nulla Tomaino, è numero 7 Frosolone che mette a segno il quinto gol della sicurezza. Intanto c'è il time out per il Cioli Riccia, si chiariscono Trincia e gli arbitri su questa mano. Tanto la palla per il tiro, il gol di Skeleschi su assist puntuale di De Crescenzo sotto la curva, sotto l'area destinata ai tifosi della Picalcio 5, esulta e mette a segno quindi questo sesto gol. Pallone per Trincia, ancora Trincia, attenzione adesso in mezzo a due, Quagliarini prova la giocata, Duarte, il tiro è alto, scusate, Caci ha tirato. Ancora intanto De Crescenzo, bravo in mezzo a due, riesce a recuperarla Bonetti che doveva darla velocemente perché sono rientrati tutti. Intanto Caci Besmir, il tiro è alto, è laterale, calcio d'angolo, deviazione, Cioli che si riaffaccia davanti. Prova d'orgoglio di questi ultimi minuti da parte del gruppo maglia blu di casa. Riccia che non vuole sfigurare fino all'ultimo, intanto Quagliarini, il tiro due volte, poco convinto questo tiro, c'è la doppia parata attentissima di Moraes Gomez. Ultime 2 minuti e 40 secondi, la palla ottenuta, adesso viene trattenuta bene da Frosolone, adesso prova il tiro forte, il gol di Duarte, il numero 11 mette a segno la sua doppietta, 2 minuti e 30 secondi, accorcia le distanze. Si prende dalla rimessa, errore di battuta, molto pignoli gli arbitri, giustamente forse. C'è Trincia che vede Quagliarini, attenzione ancora Trincia, prova il tiro, la puntata, non trova lo specchio della porta, occasione a 30 secondi dal termine. Ultima azione probabilmente, vediamo se in 7 secondi proverà la porta Skeleschi, il tiro potente, la parata di Tomaino, allontana ancora Skeleschi, il tiro, il gol del 7-2, era riuscito Tomaino a allontanarla, poi Skeleschi glaciale l'ha messa a segno, doppietta del numero 14 della Picalcio 5. 3 secondi al termine, applausi del pubblico, applausi delle due panchine, abbracci tra le due squadre, stravince la Picalcio 5 che dimostra la sua superiorità in casa e in trasferta, squadra con nette ambizioni da Serie A2. Qui intanto da Pala Kilgur di Ariccia, da Calcio 5 Live Sport Academy, è tutto. Siamo qui con Caci Besmir che oggi deve digerire un 2-7 in casa
AP Calcio 5 che comunque proveniva da 6 vittorie su 6, oggi 7 su 7, chissà chi fermerà questo treno in corsa. Oggi erano molto preparati loro, su di voi tu che cosa vuoi dire precisamente? Così tanto paghi tutti gli errori. Non possiamo commettere questi tipi di sbagli, soprattutto a questo tipo di partite e soprattutto a casa nostra. Il risultato parla chiaro, purtroppo abbiamo perso malamente. È una sconfitta difficile da digerire, ma bisogna guardare avanti. Il campionato è lungo, dobbiamo giocare tutte le partite come se fossero delle finali. Probabilmente oggi, se fosse stata una finale anche con una squadra di minor qualità, ti senti quasi di averla persa, che avreste persa comunque, oppure secondo voi è stata più l'AP Calcio 5 che ha saputo gestire il vantaggio, gestire i vostri errori? Anche loro hanno commesso errori e non sono stati sfruttati da voi, cioè è un po' un insieme di cose, o tu pensi più a voi e dire siamo solo noi che dobbiamo rialzare la testa e migliorare e basta? L'avversario siamo noi stessi ed è la verità, purtroppo non riusciamo a sconfiggere questo avversario e non riusciamo a esprimerci il nostro vero potenziale, quello che magari a sprazzi in questo inizio di campionato si è visto, ma non del tutto ancora. E ti ripeto, quando giochi contro squadre così paghi tutti gli errori. Loro hanno sbagliato come abbiamo sbagliato noi, solo che noi a differenza loro non abbiamo approfittato. Convinto Kazibesmir di quello che dice, soprattutto del valore della propria squadra. Ti ringraziamo, oggi ci salutiamo insomma con un 2-7, ma comunque dalle partite perse se ne ricava sempre qualcosa insomma per il resto della stagione. Grazie mille Kazi.